Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi il video non sarà lunghissimo, sarà un video breve, ma sarà un video pratico, in quanto, come avrete visto dalla copertina di questo video, appunto, di questa pillola di oggi, l'argomento è il quadrato magico di Giove. Come abbiamo visto parlando appunto del Sator, del quadrato magico legato a Saturno, ci sono appunto degli strumenti che sono delle chiamate alle intelligenze superiori dei dominatori planetari e così come esiste un quadrato magico per la sfera di Saturno, ne esiste uno magico per la sfera di Giove. Abbiamo già appunto imparato cos'è il subconscio, come tutelarlo e quanto sia importante appunto ciò che è collocato all'interno del subconscio, cosa è scritto lì. E sarà dunque nostra premura avere cose positive scritte all'interno del subconscio. Dunque non esiste appunto niente di più positivo di quello che è la protezione amorevole della sfera di Giove, appunto. Giove, per chi non se lo ricordasse, è il Fortuna Major, dunque il dominatore che quasi sempre nelle persone che hanno forti aspetti gioviali gioviani dentro il loro quadrato di nascita, hanno potuto sperimentare appunto questa protezione che si manifesta non impedendo alle cose di accadere, ma risolvendo e aiutando sempre il soggetto a venire fuori anche da situazioni complicate e risolvendo casi anche molto difficili, con un qualcosa che a volte ha del miracoloso. Dunque è molto importante avere questo influsso, questo aiuto e sostegno da questa sfera elevatissima attraverso appunto questa piccola pratica che ora vi spiego brevemente. Il quadrato magico di Giove è composto da questi numeri. Come vedete è una base 4x4, è un quadrato base 4, mentre altri dominatori hanno altri quadrati più estesi in alcuni casi. La peculiarità di questo quadrato è che, ve lo rimostro ancora, la somma dei numeri su ciascuna riga e su ciascuna colonna è sempre 34, che è appunto il numero attribuito a Giove. Come faremo l'applicazione di questo camea, perché il quadrato magico può anche essere chiamato camea, di questo camea di Giove? Noi opereremo a ridosso della luna piena e faremo così. Scriveremo questo quadrato, rimostro ancora, casomai mettete in fermo immagine il video e riportatevi i numeri in questa sequenza e proprio così come lo vedete. Troverete comunque su internet le immagini del quadrato, a volte l'ordine dei numeri è invertito, capovolto, una riga sopra, una riga sotto. In ogni caso, più o meno sarà così. Io l'ho estratto, l'ho estrapolato da un libro di sigilli e dunque andrei su questo perché è un libro molto antico di cui mi fido. A questo punto cosa faremo? Ho detto appunto opereremo a ridosso della luna piena. Abbiamo ancora un po' di giorni per prepararci perché siamo appena usciti da luna nuova e siamo in fase crescente in questo momento in cui vi parlo. Dunque cosa facciamo? Molto semplicemente attenderemo l'inizio dei lavori per 2 giorni prima della luna piena. Se ad esempio l'orario di culmine della luna piena fosse alle 16:30, tanto per dare 2 numeri, noi 2 giorni prima, sempre alle 16:30, inizieremo a scrivere questo quadrato dietro il collo. È un'impresa per farselo da soli e chiaramente ci si aiuta con uno specchio e si va un po' a tentativi.
perché non è facilissimo incolonnarsi i numeri, scriverli piccoli, è chiaro che dietro il proprio collo non è molto facile, non impossibile, io me lo sono fatta da sola. Però se avete qualche amica, qualche figlio, qualcuno o il vostro partner, lo potete coinvolgere nella cosa, farà molto bene anche a questa persona avere il camea di Giove e dunque ve lo potrete scrivere a vicenda. A questo punto si lascerà il camea i 2 giorni prima della luna piena, il giorno di luna piena e 2 giorni dopo la luna piena. È chiaro che se riusciamo a mantenere questo quadrato senza rischiare di cancellarlo inavvertitamente, è buona cosa anche in questo periodo dell'anno, visto che abbiamo i maglioni col collo alto, le sciarpe, ecco, non è una cosa che dà nell'occhio, no? Può essere camuffato e nascosto, cosa che magari in altri momenti, in altri periodi può risultare più visibile, perciò è anche un'operazione che può essere fatta in modo discreto in questo momento. E non solo, lo scriveremo, mi raccomando, è importante, con una penna ad inchiostro blu, perché blu è il colore attribuito a Giove. Durante la luna piena usciremo e esporremo il nostro quadrato ai raggi lunari. Fatto questo, poi appunto lo lasciamo ancora nelle 2 giornate successive. Dopodiché, se anche si cancella, non importa, a quel punto è impresso in modo irremovibile nel vostro subconscio. Dunque da lì vi darà la sua mano, la sua protezione, il suo aiuto in ogni circostanza. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Organizzatevi, preparate qualcuno, coinvolgetelo in questa cosa, qualcuno a cui volete bene e che volete appunto che sia al sicuro e protetto anche proprio dal punto di vista delle situazioni. Ripeto che Giove non può impedire ai fatti di accadere, ma può certamente portare a nostro favore l'esito delle cose. Un grandissimo abbraccio a tutti i miei ascoltatori e alle persone che mi seguono, vi ringrazio con immenso affetto, iscrivetevi al mio canale e ci ritroviamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegard.